Ciao a tutti, buondì, benvenuti nel canale Mondo Sardegna, prima puntata di interviste fotografiche con gli artigiani. Il primo ospite è Antonello Vilia dell'azienda V-Metal, lui lavora col fratello Alessio, la loro azienda si trova a Sarule, un piccolo paesino a 30 km da Nuoro. Buonasera a tutti, grazie a Massimo Mondo Sardegna per averci coinvolto anche in questo tuo progetto, perché alla fine ci si collabora ogni giorno tra noi e te. Non so se è un bene o un male. Infatti, non so se è un bene per noi, non per te. Esatto, no, per voi. Però ci si accompagna durante le giornate con dei messaggini, con delle collaborazioni, con degli scambi di idee, soprattutto, però ci insegna, per noi questa collaborazione ci ha insegnato tante cose e viceversa, da parte di noi artigiani magari diamo dei consigli anche a chi segue la parte dell'immagine aziendale. Ok, mi commenti la foto numero 1. In questo caso abbiamo un ricciolo per una ringhiera, uno tiene la parte fissa per poter creare un cerchio, una spirale perfetta. Questa lavorazione a due noi la usiamo tanto, anche su martellature, diciamo su martello a doppio martello, come si suol dire. Da dove è stato? È stato un insegnamento, perché prima non l'abbiamo nominato, è stato un insegnamento da nostro nonno. Noi veniamo da una generazione molto lunga, perché nostro nonno era un fabbro. Quindi per noi non sono stati soltanto gli insegnamenti di nostro padre, ma anche di nostro nonno, che non aveva la saldatrice, non aveva lo smeriglio. Quindi quelle cose che stiamo andando a riprendere sono tutte quelle cose vecchie che nostro nonno faceva nel tempo or sono. Allora, adesso andiamo alla foto numero 2 e andiamo a parlare di decori. In questo caso noi stiamo decorando un piatto con un decoro che chiamiamo Sole al centro, sfondo burra, è un decoro tessile riprodotto dai decori che usavano le tessitrici e usano tuttora nella parte tessile. È un decoro molto particolare perché noi andiamo innanzitutto nella prima fase a incidere sul metallo. Dopodiché diamo il secondo passaggio di colore per splendere, uscire il decoro e il colore e quindi dare un valore unico all'oggetto finale. Bene, ora foto numero 3, è arrivato il momento di parlare di collaborazione con i designer. Allora, in questo caso tu mi hai mandato delle immagini particolari di collaborazioni con il designer, in questo caso con Mara Damiani. Ci stiamo lavorando da 3 anni. Per noi ci stiamo rendendo conto che è un vantaggio sia dal punto di vista aziendale ma anche dal punto di vista mentale, perché magari le nostre idee non sono uguali a quelle di un designer per creare un oggetto. In questo caso il dialogo e lo scambio di idee vanno a far sì che escano dei prodotti unici, ma soprattutto questo scambio di idee sono l'anima portante della creatività. Bene, io ti ringrazio della disponibilità, della chiacchierata, vi saluto, buona serata e ciao a tutti. Ciao, grazie a tutti e buona serata.